Ed è questa la sigla ufficiale dell'inizio di Tutti Riso fa buon sangue. E allora, signore e signori, buonasera, benvenuti a Rovigo! Grazie intanto, buonasera a tutti. Abbiamo iniziato, ho visto, molto bene. Porto il saluto, che non è solo mio, perché in prima fila abbiamo anche l'assessore Beimbatti e il Presidente del Consiglio, quindi l'amministrazione è ben rappresentata questa sera. Questo è il mio primo anno come Presidente dell'Avis Comunale di Rovigo che partecipo a questa manifestazione, sono anche in giuria e la serata deve essere una serata allegra. Siamo qui per divertirci, per ascoltare questi comici, però ricordatevi l'importanza del dono. Sì, tanto per non sbagliare, volevo partire anch'io con una faccezia in stile Franceschini. Ah mamma. Piazza Vittorio Emanuele II, vice sindaco, vicepresidente, siamo arrivati tutti secondi stasera. Però primi in solidarietà, in questo lasciate perdere, ma il posto all'Avis non glielo ruba nessuno. Noi siamo partiti 4 anni fa con Enrico, ci credevano poco tutti, ma io assieme al consiglio dell'epoca ci abbiamo creduto, perché avvicinare i giovani bisogna cambiare stile. Questo credo che sia uno dei stili, secondo me, che è più vincente, e tra l'altro anche quest'estate, e lo dico, visto che abbiamo con noi anche il Presidente del Centro Servizi di Volontariato, con un progetto che è stato presentato al Centro Servizi andremo a portare il messaggio nelle nostre spiagge del Polesine. Non la sanno fare, non la sanno, no, se tu mi dici a Rovigo mi porti un pubblico preparato, che sono impreparati, allora sono più preparati sulle canzoni più facili, tipo se senti che fanno, ad esempio questa qua, questa è facile, che dice dammi il tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che di me. Vedi che la sanno? Senti questa, Cibo, senti questa, Ancora. Che confusione, perché ti amo, è un'emozione. Già qua iniziavano anche si è sentito? Vabbè, io vi lascio Franceschini, scusatelo per quello che dirà stasera, ma purtroppo abbiamo solo questo. Cibotto, bella lì. Primo concorrente arriva direttamente da Verona ed è con noi Fabrizio Piccinato. Hola, yo soy Esteban Rodrigo Alonso, ma todos... Andiamo quindi con il secondo concorrente, anzi esattamente una seconda concorrente, tante quote rosa in questa semifinale. Lei arriva da Trieste ed è Irene Pahorra. Di giallo verde vestita, vai Irene, bocca al lupo. Buonasera Rovigo, buonasera, sì, sono Irene e vengo da Trieste e colgo l'occasione per salutare la mia concittadina, la Margherita Hack, la signora delle stelle. Adesso avremo una stella in più nel cielo. Quindi andiamo con il testo, abbiamo ormai visto tutto, c'era un uomo, una donna e questo è un duo. Loro vengono da Milano e sono niente poco di meno che i Tracatais. Yeah! Ma dai, l'applauso, l'incoraggiamento, su. Amore, devo dirti una cosa importante. Anch'io. Va bene, cara, prima tu. Bravissimo, amore. Andiamo quindi con il quarto in gara, lui arriva da Bologna ed è qui con noi Michele Davalli. Buonasera. Ciao Michele. Ciao, grazie. Buonasera a tutti. Stasera voglio parlarvi di qualcosa che un uomo non farebbe mai volontariamente insieme a una donna. Il matrimonio.
Circuito concorrente, cambiamo addirittura regione perché in questo caso andiamo in Toscana, esattamente a Siena, ed è qui con noi Salvatore Petrucci. Yeah! Una volta ho fatto una serata con Beppe Grillo, a un certo punto mi fa: vorrei fare un movimento che diventi importante quasi quanto un partito. Lo vorrei chiamare Movimento Pensioncina Vista Mare. Dico, quale minchia di pensioncina Vista Mare? Peppe, scusami, se fai un movimento deve Lui arriva pensare... dalla vicina Padova ed è Guido Marangoni. Buonasera! Scusate l'eccitazione, ma provate voi a aspettare il vostro turno dietro alle tettone. Dietro alle quinte, signora. Lei arriva da Pordenone ed è Stefania Petrone. Ciao Stefi. Ciao. Buonasera, buonasera. Mi hanno sempre detto che chi trattiene è una persona timida, introversa, con poca voglia di socializzare, insomma una persona diversa rispetto a quella che sono io. E allora io mi chiedo, perché? Perché anch'io trattengo? Sono i due di... Buonasera, io sono il personal trainer della palestra Grasso e Bello, abbasso lo snello. Ascolta Ele, sì, non che ha fatto più. Lui arriva da Modena ed è Massimo Morselli. Sì, sono in sala d'aspetto, sì. Sì, c'è un po' di gente, c'è un po' da aspettare, sì. Si deve fare un eco? Oh! L'ho già fatto io. No, lì c'era il bicchiere. Lì. Cosa vuoi che succeda? Niente, qua. Allora, se qui c'è una bottiglia, giusto? Sì. Qua c'è la bottiglia perché qui c'è la bottiglia, qui c'è la... Oddio, uccidetemi. No, perché allora qua ci siamo tutti, no? Che qui c'è la bottiglia, perché qui c'è la bottiglia. Qui c'è la bottiglia, giusto? Allora, se qui c'è una bottiglia, prendo la bottiglia, qui c'è una bottiglia perché qui c'è una bottiglia. Allora, se io prendo la bottiglia, qua c'è la bottiglia perché qui c'è una bottiglia. Allora, se qua c'è una bottiglia, qui c'è una bottiglia, qua, se qui c'è una bottiglia, metto qui la bottiglia, se qua c'è la bottiglia. Mi sta venendo perché un qua ictus. c'è la bottiglia. Se ci siamo conosciuti in un festival dove io ero concorrente e lui presentava. Ma dai. Pensa a te, eravamo a Sarzana, provincia di La Spezia. Ah, però vedi, i concorrenti poi vengono su così male. Sono cose che succedono. Però è un onore veramente di cuore perché il nostro ospite è un grande cabarettista. Io mi chiedo perché ancora in Italia non abbia avuto tutto il successo che realmente si merita. È sicuramente uno dei più bravi, uno dei migliori monologhisti d'Italia. Italiani. Arriva da Genova ed è qui con noi Daniele Racco. Yeah! Buonasera! I nostri vecchi sai cosa gli danno? Non riescono più a chiudere una bara come si deve, una fatica. No, ma davvero, è una facile battuta, ma è vero. L'unica cosa che hanno fatto, quindi se continuerà questo trend, noi tra 20 anni saremo pieni di vecchi che gireranno per le nostre città nudi, in inverno, nudi, in Alzheimer totale, marmellata al posto del cervello, nudi, con dei gatti di marmo così davanti e un punto interrogativo sulla faccia, eppure mi ricordo benissimo che lo mettevo da qualche parte. Se solo mi ricordassi dove ho parcheggiato. Grazie. Troppo buoni. Devo salutare perché poi insomma si è fatto male oggi,
purtroppo è caduto dalle scale, doveva essere qui con noi uno del gruppo di Amici il Cabaret, stava lavorando, è caduto, non si è fatto male, però insomma è andato in pronto soccorso. Volevo salutare Matteo e ringraziarlo comunque. Ma davvero? Sì. Diciamo i 6 che vanno in finale. Esatto, i 6 che vanno in finale sono, allora, il primo arrivato è Massimo Morselli. Massimo, un passo avanti. Passo avanti Massimo. I secondi sono il due di coppe. Due di coppe. Il terzo dillo tu. Il terzo Guido Marangoni. I quarti arrivati sono i Tracatais. Eccoli qua. Venite avanti quelli che sono qualificati, così vediamo un attimino. Quinta classificata Stefania Petrone. Quarto a pari merito Salvatore Petrucci. Quindi adesso quelli che si sono qualificati vanno indietro e facciamo un grande applauso a quelli che non hanno passato ovvero Fabrizio Piccinato, Irene Paora e Michele Davalli. Grazie a tutti, buonanotte, ci vediamo il 24 agosto a Rosolina Mare. Ciao. Well, you only need the light when it's burning low.